Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale così potrai rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del nostro amato club. Guardiamo il video. Al termine del match contro il Milan, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa. 23.11. Inizia la conferenza. Risposta che può darle grande soddisfazione. Assolutamente. Dicevo alla staff che giorni così li odi, quando ti capitano problemi seri che devi risolvere. Oggi è stata una giornata molto dura e faticosa, ma sono contento perché ho avuto una grande risposta dai ragazzi. Anguissa non doveva partire dall'inizio. Abbiamo rischiato anche Neres che non giocava più di un mese e mezzo. Dopo 7 a 8 mesi i ragazzi hanno assimilato varie situazioni. Poi nel secondo tempo, quando sono mancate le forze a Frank e David, e anche quando è uscito Lobotka è diventata difficile. Anche chi entra in un momento di pressione. Complimenti a chi è entrato perché non era facile. Mi auguro di recuperare tutti. In questo modo possiamo dare fastidio fino alla fine. Se no qualcosina per strada la possiamo lasciare. 3 punti, un segnale importante. È stata una partita importante oggi. Ora abbiamo 9 punti di vantaggio sulla quinta, oltre a tornare a -3 dall'Inter. La Champions sarebbe un traguardo importantissimo, vedendo le altre rose. Mantenere i 3 punti in scia all'Inter è stato molto importante. Se abbiamo tutti a disposizione, possiamo dare fastidio con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato in questi ultimi 3 mesi. Ci si dimentica che periodo abbiamo affrontato e con chi. Gli alibi non devono esistere, ma vanno dati meriti a questi ragazzi. Oggi il primo tempo è stato di livello assoluto, che mi auguro che venga ripetuto per 90° senza se ci venga l'angoscia. Le è mai capitato di cambiare tanto spesso modulo e giocatori? Lo ripeto spesso anche al mio staff. Penso che quest'anno come l'anno scorso dove non ho allenato sono stato sul pezzo e studiare tanto. Il fatto di stare fermo e avere la mente fredda mi ha ampliato le conoscenze dal punto di vista tattico. Quello di quest'anno non mi è mai accaduto. Già è difficile cambiare sistema di gioco. Devo dire grazie all'anno scorso che sono stato fermo. Oggi mi sento molto più forte. Tutto quello imparato l'anno scorso l'ho messo in pratica trovando un gruppo di ragazzi fantastici. Ho avuto la fortuna di trovare questo gruppo. Le diverse soluzioni tattiche ha ampliato il mio bagaglio di conoscenza. Sui giocatori usciti, Lobotka è uscito per crampi. Anguissa non ce la faceva più, non giocava una partita da tanto. Non dovremmo avere altri infortuni. Una giornata orribile. Così Sergio Conceição descrive questa domenica da allenatore del Milan. Oltre alla sconfitta contro il Napoli, il tecnico portoghese ha vissuto una giornata piena di avventure, iniziata molto presto, con una convocazione sgradita, dovuta all'operazione d'urgenza a Loftus-Cheek. Da quando sono arrivato qui, quasi 3 mesi fa, non ho mai trovato scuse per la mancanza di tempo per allenarmi, ma oggi ci è successo di tutto. Mi sono svegliato con una chiamata del medico alle 7:30, che mi diceva che Loftus-Cheek stava male. Abbiamo parlato con i giocatori dopo le 12:30, perché anche Malik Thiaw non poteva giocare, perché vomitava. Poco dopo, Rafael Leao ha sentito dolore al polpaccio. Mi aspettavo già di giocare senza di lui, perché non era quello il motivo della sua assenza. È arrivato tardi dalla nazionale, dopo aver giocato 2 partite, così come Santi Giménez. Ho dovuto tenerne conto, ha spiegato l'allenatore a DAZN. Ci siamo preparati per la partita in un modo e abbiamo dovuto cambiare molto. Detto questo, non avremmo potuto fare molto di più nel primo tempo. Abbiamo subito un gol al primo minuto. I primi 20 minuti non sono andati come previsto. Queste piccole cose continuano a succederci. Non voglio parlare di sfortuna, ma abbiamo avuto davvero una giornata terribile. Almeno abbiamo reagito positivamente nel secondo tempo. Abbiamo creato molte occasioni e penso che abbiamo meritato il pareggio. Il tecnico portoghese è intervenuto anche sulla situazione del rigore sbagliato da Santiago Giménez, dopo una precedente scenata in cui Christian Pulisic e Rafael Leao, 2 tiratori fissi, avevano deciso di passare la palla al messicano. Ci sono 3 giocatori in lista. Si allenano regolarmente. Ma io ero un giocatore e so che a volte la decisione deve essere presa in campo.
Penso che Pulisic volesse dare fiducia al suo compagno di squadra perché non segnava da qualche settimana. Quindi a quel punto non volevo essere coinvolto. Penso che sia un buon segno di lavoro di squadra che abbiano deciso così. E anche così, penso ancora che avremmo potuto ottenere un punto considerando le occasioni che abbiamo creato. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Ti è piaciuta la prestazione del Napoli? O no? Voglio sapere cosa ne pensate nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!